direi che questi 6-7 mesi di lavoro hanno portato a questi risultati, sono tutti operativi questi risultati, perciò il vaccino il 7 di settembre, la terapia con farmaci antireumatici, con un cocktail di farmaci è già in atto, lo studio per tutti i vari operatori sanitari è già in atto e perciò diciamo che siamo rimasti in silenzio perché stavamo lavorando per poter capire realmente se eravamo indirizzati dalla parte giusta, e ritengo che quello che abbiamo detto oggi sia un passo fondamentale in questa grande tragedia che ha colpito tutto il mondo. Questi 19 milioni e 9, quindi 20 milioni di euro che vedono Verona e quindi il centro della professoressa Tacconelli come riferimento per 10 paesi europei e 9 extraeuropei per le cure e la prevenzione del Covid. Questo con i primi 70 volontari, ovviamente una sperimentazione che vede la regia dell'Ateneo di Verona e quindi attenderemo i dati.